Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sta per iniziare questa 30ª giornata di corsa del 2026 e si inizia con una prova riservata ai gentleman in salchi a cavalli di 5 e 6 anni. Prova di minima in cui la tedesca Wikileaks è la netta favorita con Marco Castaldo in salchi. Autostart in movimento, all'1 Falco NP, Matteo Zaccherini, 2 Fanniga ITC, Michela Rossi, 3 Fiaccola di Risaia, Fabrizio Martinelli. 4 Wikileaks Marco Castaldo, 5 Figaro del Circeo Stefano Marsili, 6 Frankie Bright Carlo Bonfiglioli, 7 Eder and Leder Giovanni Ghirardini, 8 Fanny Graziano Reggiani. Sbaglia Fanny Guy TC. Sono partiti con veloce Figaro del Circeo che prova a scavalcare Fiaccola di Risaia, non riesce però nella manovra. Fiaccola di Risaia rimane al comando all'imbocco della prima curva, Figaro del Circeo al suo esterno, poi Falco NP a contatto con al suo esterno Wikileaks. Passa a condurre Figaro del Circeo che ottiene il via libera da Fiaccola di Risaia e dopo 200 metri è il leader della corsa, impone buon ritmo davanti. Stefano Marsili fa intendere che ha intenzione di farsela davanti. Dopo 400 in 29,5. Wikileaks dovrà assorbirsi un altro percorso allo scoperto. La figlia di Brillantissim del team Graumüller gira al largo, mentre galoppa Falco NP, uno dei più attesi. 600 in 44,8, il passaggio sotto alle tribune, Numero Figaro del 1, Circeo Falco davanti, NP, Wikileaks al suo esterno, poi Fiaccola di Risaia. Va a fare la seconda pariglia esterna Frankie Bright, lasciando in coda Eder and Leder. 59,2 per i primi 800 di gara. Figaro del Circeo e Wikileaks sempre alle prese quando si va verso il primo chilometro, che i due di testa passano in 1,14. Alto il ritmo della corsa, Figaro del Circeo in vantaggio, insiste al largo Wikileaks che prova a passare. Per ora non riesce, a contatto c'è Fiaccola di Risaia, retta di là in 14,3-1, 28,3, 1.200, Figaro del Circeo è in vantaggio nei confronti di Wikileaks, Fiaccola di Risaia che sceglie le vie brevi e avrà l'opzione open stretch, si avvicina anche Eder and Leder all'ingresso e addirittura d'arrivo, Figaro del Circeo è in vantaggio nei confronti di Fiaccola di Risaia, ha mollato un po' la presa Wikileaks che prova a tornare, Figaro del Circeo in vantaggio nei confronti di Fiaccola di Risaia che va al suo interno, Figaro in vantaggio, ci prova Fiaccola sul palo, stretta tra Fiaccola di Risaia e Figaro del Circeo, 30,5 ad arrivare, 1,13,9 di dentro Fiaccola di Risaia, sfruttando l'open stretch, buca Figaro del Circeo, probabilmente lo piega nel tratto conclusivo. Andiamo a vedere il replay nelle immagini. Fabrizio Martinelli lancia Fiaccola di Risaia in open stretch, passa e vince nei confronti di Figaro del Circeo. Numero 3 al primo posto, Cosimo Fiore al training, i colori della scuderia The Show Must Go On. Al terzo posto finisce Eder and Leder.